Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è gratis, mi raccomando. E signori, io lo voglio dire perché ieri, intanto mi vedete con la canotta perché sto andando al mare, no? Ieri il tifoso medio napoletano si è svegliato, anzi questa mattina si è svegliato dopo le dichiarazioni di Conte e belle e buone si è reso conto che la squadra non deve lottare per lo scudetto. Com'è? Questa mattina avete avuto un brusco risveglio, che è stato? Dopo le dichiarazioni di Conte al TG1 che vi ho riportato ieri pomeriggio alle ore 18, trovate anche il video qui sul canale, basta andate a cercare, è uno degli ultimi video fatti. Ecco che è successo. Che è successo? Quando io vi dissi, guardate che se viene Conte non è che il Napoli vince lo scudetto, questa è una cosa che dobbiamo mettere subito in chiaro. Io ve lo dissi subito, non è che se viene Conte significa che il Napoli vincerà lo scudetto immediatamente, subito. Poi ieri Conte ha dichiarato c'è tanto da lavorare, siamo indietro, non è una squadra alta ma è una squadra media, forse lo fa per mantenere il profilo basso, questo è giusto, oppure per dire vicino ai giocatori: ragazzi, voi per ora non potete lottare per lo scudetto, se vi date una svegliata ci lavoriamo sopra e possiamo fare qualcosa di importante. Cosa che ha detto anche Oriali, non mi aspettavo un gruppo, però il gruppo ci segue, abbiamo un pochino di pazienza, ma fra poco la pazienza poi finirà, come è giusto che sia, perché è giusto così, perché la pazienza fino a un certo punto, poi dopo i giocatori si devono far vedere che veramente tengono alla maglia e veramente i giocatori devono guadagnarsi il posto in campo. Oggi addirittura il Corriere dello Sport, se non erro, dice che ci sono 6 bocciati da parte di Antonio Conte. Questo quando vi dico che la squadra non è all'altezza secondo gli standard di Antonio Conte. Addirittura c'è anche Ngong in mezzo a questi 6 nomi. Ngong che la passata stagione quando entrava spaccava la partita, questo lo possiamo dire tranquillamente. Però per Conte è troppo egocentrico, non va bene per il gioco di Antonio Conte. Ragazzi, vedete quando si ha un allenatore che cerca diverse cose in vari giocatori, Conte è la dimostrazione. Conte non si accontenta di certi giocatori, è capace che se tu gli prendi un giocatore di Serie C te lo fa diventare Messi e Maradona della situazione, perché Conte questo sa fare, Conte sa lavorare benissimo con i ragazzi. Però se vede un giocatore che non è al centro del progetto, Conte te lo dice. Conte non sta zitto, Conte te lo dice e dice: oh, questo non mi va bene, che facciamo? Mandiamolo via. Ragazzi, Ostigard oggi si dice che ha rifiutato il Rennes, vuole rimanere in Serie A, ma Ostigard sta bloccando il mercato del Napoli. La stessa cosa vale per Osimhen in attacco. Quindi non è tutt'oro quel che luccica. E io quando ieri ho sentito le dichiarazioni di Conte dire lo scudetto non siamo, per ora lo scudetto no, siamo una squadra media, non siamo una squadra alta, ragazzi, vi ha dato una doccia gelata, perché voi pensate che solo con l'entusiasmo si possano vincere gli scudetti. Non funziona così, voglio, non funziona assolutamente così, anzi l'entusiasmo ci vuole, diamine, questo sì. Però quando io sentivo dire già i tifosi napoletani: vinciamo lo scudetto perché c'è Antonio Conte e senza coppe, no ragazzi, non funziona assolutamente così. Non è un vantaggio non fare le coppe, perché sennò la Juventus quest'anno vinceva lo scudetto a mani basse, eppure si è ritrovata a 20 punti dall'Inter, il Napoli a 40 se non sbaglio, quindi rendiamoci conto che situazione c'era, che situazione ha trovato Antonio Conte, perché poi bisogna dire pure questo, bisogna dire che gruppo ha trovato Conte. Le scorie della passata stagione ci sono ancora nella testa dei giocatori. Ragazzi, non è semplice. Io perciò quando io vedevo i video di certi youtuber, con Conte vincimmo lo scudetto, e scudetto assicurato. Gli assicurato sta una cosa, è la morte. Assicurato sta una cosa, la morte, punto e basta. E quindi quando io vedevo questi video dicevo: ma facciamoli parlare, eppure video di canali grossi, gente con 100, 200, 300 mila iscritti, pure più assai,
Però io non faccio nomi e cognomi perché non le voglio fare, perché non mi interessa fare dissing, anzi non me ne fotto proprio, perché si entra in un giro di schiaffi, quelli che vengono gli hater di quell'altro, poi vengono a commentare a me, i follower di quella, a me non mi interessa fare dissing, non l'ho mai fatto e non li farò mai, sinceramente, perché proprio non mi interessa, perché questo canale non si concentra sul fare dissing ad altri youtuber, anzi, io ho 8000 e passi iscritti, anzi, andiamo forza, forte con i like ragazzi e con i commenti, perché voglio sapere la vostra. Però ecco, questa mattina vedo la gente, il tifoso medio che ci è rimasto male perché pensava che con Conte si vincesse lo scudetto così, con la bacchetta magica. Conte arriva, sistema tutto con la bacchetta magica e vinciamo lo scudetto. No ragazzi, no, c'è da lavorare. Quando Conte ha detto c'è da lavorare è perché c'è veramente da lavorare, ma tanto, c'è veramente tanto da lavorare, e quindi è così, è così, bisogna lavorare, mettersi sotto e vedere. L'obiettivo quest'anno è arrivare in Champions League, non è vincere né lo scudetto né vincere la Coppa Italia. L'obiettivo principale quest'anno del Napoli è di andare in Champions League, punto. Quindi è inutile che sento di proclami, vinceremo lo scudetto. Chi vince lo scudetto? Chi lo dice? I bookmakers che danno il Napoli a 5? A me che me ne fottono i bookmakers? A me che il bookmakers mi dà 5,50 € per la vittoria dello scudetto del Napoli, a me sinceramente non me ne fotto, perché a me non mi interessa, io non le guardo le quote, perché sono tutte quote fuffa. Addirittura l'Inter l'anno scorso partiva sfavorita e l'Inter l'ha stradominato lo scudetto. Ma boh, l'Inter l'ha stradominato lo scudetto. Poi voglia dire la Marotta League, ma quale Marotta League? Questi hanno umiliato un campionato l'anno scorso. Per questo io vi dico, non state a sentire i bookmakers, state a quello che vi dice l'allenatore, nemmeno i giornalisti, perché fomentare un ambiente, specialmente l'ambiente Napoli, ci vuole poco, quindi ci vuole calma. È per questo che io vi dico, non è che se vi arrivava Conte si vince lo scudetto, no, ieri ve l'ha detto bella Antonio Conte, e io per questo apprezzo questo allenatore. La squadra per ora non è all'altezza per lottare per lo scudetto, ma lo sapevamo benissimo, e sapete anche benissimo perché la squadra non è pronta per giocare, per lottare per lo scudetto, proprio perché ci sono le scorie della passata stagione, ci sono le scorie della passata stagione, e le scorie della passata stagione ce le porteremo dietro tutto quest'anno. Quando Conte dice bisogna prendere le cose buone fatte, ma a volte dovremmo riprendere anche le cose della passata stagione per non commettere gli stessi errori della passata stagione, e te ne ragione, ha ragione, perché se noi poi iniziamo a dire alla prima sconfitta, perché poi ci saranno i cretini deficienti che verranno a rompere i coglioni dicendo Conte, vedi, abbiamo perso pure con Conte non è buono, perché io già lo so che ci saranno i deficienti, perché i giossaci, i scemi ci saranno e ci saranno sempre. Addirittura c'è gente che ha criticato Guardiola dopo che ha perso con Ancelotti, ma di che cazzo parliamo? Ma di cosa vogliamo parlare? Ma di cosa volete parlare? Quindi quando fate questi ragionamenti, Napoli deve vincere lo scudetto e Conte va hitto, è brutto da dire, ma è così. Conte vi ha aperto gli occhi, perché voi gli occhi ce l'avevate. Ragazzi, ma dopo 5 giorni di allenamento, ora siamo all'8º, al 9º giorno di ritiro estivo di Di Maro, domani ci dovrebbe essere la seconda amichevole, se non erro, ma può darsi pure che mi sbaglio, perché io in estate i giorni faccio un casino con i giorni allucinante. Quindi calmezza, ci vuole calmezza, dobbiamo essere calmi, cauti, soprattutto cauti, perché ragazzi, io ve l'ho già detto ieri nel video di ieri, i giornalisti napoletani fomentano tanto, il Napoli è da scudetto, calmi, perché il Napoli ci può lottare per lo scudetto, io questo non lo metto in dubbio, però da qui a dire il Napoli vincerà lo scudetto perché c'ha Conte, no, calmi, perché le scorie della passata stagione ci sono e ci saranno,
ci sono e ci saranno. Poi è uscita la notizia di Di Lorenzo. Perché Di Lorenzo è rimasto a Napoli? Perché gli è stato aumentato il contratto. E allora vedi che quando io vi dico che Giuffredi è un uomo di merda, perché poi va sulle commissioni, no? L'uomo di merda di Giuffredi, perché Giuffredi è nome merda. Io la fascia di capitano gliela leverei a Di Lorenzo a questo punto. Perché che capitano sei? Che capitano sei? Scusami un attimo, rimarrai sempre il capitano dello scudetto, questo nessuno lo mette in dubbio, perché nessuno lo metterà in dubbio, caro Di Lorenzo, no? Però quando io mi sento dire Di Lorenzo è rimasto a Napoli perché la Juventus, a parte che non si è fatta sotto, ma gli è stato proposto un aumento di rinnovo, e gli è stato fatto un aumento di rinnovo di contratto di 1 milione, 2 milioni, ma non mi ricordo, andava a prendere 4 milioni comunque all'incirca. Allora, ten ragione Conte, le scorie della passata stagione ce le riportiamo pure quest'anno, perché se Kvara a questo punto non rinnova il contratto, Kvara è un giocatore vuoto, morto, vabbè. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Scusatemi ragazzi, un video un pochino più lungo del solito, ma ci tenevo veramente a parlare di questa cosa, perché ci tenevo veramente, perché si sono svegliati ora, no? Mo si sono svegliati tutti, stanno citati. Poi tutti quanti si sono svegliati, il Napoli di qua, il Napoli di là, vi siete svegliati tutti, fino a mo' dormivate, fino a mo' eravate nelle favole, fino a ora eravate tutti nelle favole, no? Comunque, detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli, ciao a you.